Un tour della crisi per conoscere imprenditori in trincea che non vogliono mollare, ma che si trovano schiacciati tra tasse, difficoltà economiche e scarsa collaborazione con le banche. Federcontribuenti Veneto, per il secondo anno, ha portato amministratori, parlamentari e imprenditori lungo le strade della regione. Salite a bordo, che vi mostriamo perché l'economia non riparte, è il messaggio forte alla politica. L'obiettivo del tour è portare all'attenzione la situazione un anno dopo che abbiamo ripetuto questo tipo di tour, le cose sono peggiorate, sono notevolmente peggiorate. Speriamo che se lo dobbiamo ripetere l'anno prossimo non andremo a farlo comunque nei cimiteri. Questa azienda di conserve, dopo 35 anni di lavoro nel settore della vendita di ceramiche, con 6 dipendenti e 15 artigiani, si è vista chiedere improvvisamente dalla banca la restituzione del prestito, 45.000 euro. A un certo punto ci hanno chiesto rientro anche con dei tempi molto stretti e poi alla fine siamo rientrati una parte e praticamente ci hanno messo in sofferenza. Cioè, in sofferenza vuol dire che te non lavori più, però loro pretendono che te paghi il debito. Risultato, chiusura dell'azienda e affitto dei locali per recuperare un po' di soldi da restituire. Mi trovo con la famiglia alle spalle, 2 figli che lavoravano con me in azienda, senza lavoro e a casa. Si lavora per le banche. A Casalserugo si produce minuteria metallica, 2 soci, 5 figli che lavorano qui da quando erano ragazzini e 45 dipendenti. Con orgoglio i titolari raccontano di far concorrenza alla Cina, esportando in tutto il mondo, eppure non si può assumere. Questa azienda può assumere altre 10-15 persone, ma non può assumerle perché se non ho ordini in casa non posso farlo. Costi troppo alti e soprattutto tasse che rendono difficile ogni investimento. Il fatturato dei primi 8 mesi dell'anno serve per pagare il fisco, si lavora per quello. Per lo Stato stiamo lavorando il 60% per loro, quello mi fa paura, quello mi fa più paura ancora, perché da stasera, domani mattina, lo Stato si può prendere anche il 70-80, tanto già fa quello che vuole, noi non possiamo entrare, lui si prende quello che vuole. Dal pulmino di Federcontribuenti parte dunque per Roma una richiesta forte, sia agli incentivi per assunzioni e produzione, no all'IRAP e al cuneo fiscale. Gli imprenditori veneti chiedono solo di lavorare.